Sono molto felice di essere qui. Stamattina in macchina dicevo ad Antonella che se avessi potuto scegliere avrei voluto essere siciliana. Avrei voluto essere siciliana per come voi amate i vostri scrittori. Io ho tanti amici e amiche scrittrici siciliane, la mia più cara amica è Nadia Terranova, che mi dice sempre che ogni volta che lei pubblica un libro la Sicilia la accoglie con questa dolcezza, con questa generosità e non è semplice tutto questo. E io per esempio che vivo a Roma, che sono nata a Roma, anche se ho lungamente vissuto in Portogallo, non c'è questa smania del Lazio, no? di chiamare i suoi scrittori. Questa mi sembra una cosa profondamente siciliana che Nadia mi ha spiegato molto bene, Nadia, Simona Lo Iacono mi hanno spiegato molto bene e non è un caso che io ritenga l'accento siciliano l'unico accento erotico italiano.